Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. C'era una volta l'Italia su due ruote, un'Italia che usciva da un momento disastroso ma che è ripartita da subito con la Lambretta e la Vespa. Fino al 23 ottobre prossimo a Torreano di Martignacco, all'interno del Città Fiera, vicino al Cartodromo, sarà possibile visitare, respirare qualcosa di unico e inimitabile che nemmeno il tempo saprà cancellare. E qua al Città Fiera per conosci miglior, soprattutto per i giovani, no? Che hanno le Vespas e che vengono chiamati scooter. Grazie a te abbiamo la possibilità insomma, di ammirare talks che resteranno unici, no? Da storie per sempre. Va bene, allora per Furlan io va più bene di te. Qui la roba è esposta a tutti i giovani che vogliono controllare io di tutto il passato, da questi bravi ingegneri e studiosi che avevano gli scooters, a noi dome Vespas e Lambretta, ma bensì sono qui dentro, sono 22 case madri di produzione di scooters, un differente dall'altro. Qui sono esposti 54 talks, un differente dall'altro, quindi possono ammirare e giocare con loro se vogliono. Potete dire insomma che è una passione che dura tal tempo. È la passione che è nata di frutto e allora anche in davanti piccoli corsi, finché anche che là all'asse il paron, no? Che viene un paron di Duccio che fa secca il volo lui, quindi io ho un programma di lavoro per 20 anni, spero che di fare di buono. Sì, che sono migliori per pasteurizzati, no? Potrebbe migliori da chi moderno. No? Che schiano robe che ormai è molto rare, i scooter schignoni, sia che italiani o polacchi o cinesi, giapponesi, hanno valli in pinue, sono di plastica, tutti sono malcontenti e si sa mai quasi tutti. Chi al macula è una scelta di poter iodi e chiarare e ammirare. Beh, dovreste che dite i complimenti. Grazie. Si vede a Rivignano. Si vede a Rivignano quanto prima, io sarai sempre che apri pista quando sono i radunos dai Vespis e dai Lambretisti. Grazie, complimenti. Prego. Dottor Bardelli, importante iniziativa per far conoscere un qualcosa che non è mai passato. Beh, certamente i brand rappresentati in questa mostra, Vespa, Lambretta, Moto Guzzi e tanti altri, ma comunque il concetto dello scooter ormai valido da decine d'anni e noto in tutto il mondo, diciamo non l'abbiamo inventato noi, che dire, siamo orgogliosi di poter dare questi stimoli e anche la grande passione di Vinicio, il realizzatore, credo sia un esempio che noi siamo orgogliosi di poter aiutare nel mostrare queste meraviglie che rappresentano l'eccellenza iconica dell'Italia. E poi possiamo dire, far conoscere ai giovani quello che era l'Italia con la I maiuscola. Beh, certo. Beh, diciamo che la ricerca sempre del perfezionamento e la passione sono due cose che i giovani dovrebbero seguire per garantire il miglior futuro possibile.